Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo ultimo appuntamento live su friulitv.net. Apriamo subito con la pagina sportiva, una buona notizia che arriva da Lignano Sabbiadoro, buone notizie dal campionato cadetto dove il Pordenone ha battuto allo stadio Tegil l'Alessandria per 2-0 nell'anticipo di Serie B, vantaggio dei Ramari al 15° del primo tempo con Pinato, gol della Sicurezza e vittoria al 16° del secondo tempo con Folo Runso. Il Pordenone raggiunge momentaneamente l'Anerossi Vicenza, fermo a quota 7. Di certo i 3 punti nel gelo di Lignano sono un toccasana ben augurante per il futuro. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Rivolto. Nella giornata odierna si è svolta presso l'hangar del 313 gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori la cerimonia di avvicendamento al comando della pattuglia acrobatica nazionale tra il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante uscente, e il tenente colonnello Stefano Witt, comandante subentrante. Alla cerimonia, presieduta dal generale di divisione aerea Francesco Vestito, comandante delle forze da combattimento e della prima regione aerea, ha partecipato nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid un ristretto pubblico composto dalle massime autorità militari civili della regione Friuli Venezia Giulia. E ora andiamo con la cronaca. I carabinieri della stazione di Campoformido, a conclusione di un'attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne di Sedegliano, con precedenti alle spalle. L'indagine ha avuto inizio nei primi giorni del mese di novembre, allorquando i militari dell'Arma avevano individuato la presenza di alcune piante di marijuana in una località agreste a ridosso di Basigliano. I carabinieri hanno intrapreso un'attività di osservazione del sito che ha portato a individuare nell'uomo arrestato la persona che si prendeva cura delle piante e che aveva precedentemente provveduto a tagliarne alcune una volta giunte a maturazione. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 kg di marijuana, dallo stesso coltivata nell'appezzamento di terreno localizzato, di una macchina confezionatrice sottovuoto e di 500 euro in contanti, ritenuti provento derivante dallo spaccio. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. Venerdì prossimo alle 11 sarà inaugurata a Brugnera, presso l'Istituto Carniello, Innovation Platform Tecnologie per il Mobile. Parteciperanno l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, il presidente del cluster Legno Redo Casa del Friuli Venezia Giulia, Matteo Tonon, le istituzioni territoriali e le rappresentanze economiche del settore mobile e pannello. E ora parliamo di turismo con il prossimo servizio. La nuova stagione invernale, parola d'ordine sicurezza per chi usufruirà di queste piste e per le strutture, ma anche per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia e per i turisti. Sicurezza e anche garanzia di aperture. Quanto ha fatto Promoturismo e sta facendo Promoturismo va proprio in quella direzione. Ovviamente serve la partecipazione di tutti affinché si possa usufruire degli impianti, ma nella massima sicurezza. Dall'altro anche garanzie di aperture, perché con le nuove misure e con il Green Pass rafforzato abbiamo la garanzia che anche nel caso di zona arancione, che mi auguro non venga, sia ben chiaro, però gli impianti rimangono aperti, i ristoranti rimangono aperti, gli hotel rimangono aperti. Quindi chi investe e chi programma la stagione, pensiamo a chi deve prendere lavoratori stagionali, a chi deve fare gli ordinativi della merce, può farlo con tranquillità, e chi prenota la vacanza sa che potrà usufruirne, potrà trovare tutti i servizi a disposizione. Abbiamo lavorato molto su questo, come penso abbiate visto, ma penso che il risultato sia positivo, perché finalmente anche per la stagione invernale possiamo
ambire ad avere, non dico una stagione normale, ma una stagione di aperture e una stagione dove l'economia può andare avanti. Assessore Bini, presentata oggi la nuova stagione invernale che parte sulla base di dati molto interessanti anche dal punto di vista economico. Si parte dal numero degli ski pass che noi abbiamo venduto, molto importanti, parliamo di oltre 3.500 ski pass venduti in un periodo comunque non semplice, non facile, con dei dati importanti anche per quanto riguarda i ristori che sia la Regione Friuli Venezia Giulia sia il Governo centrale ha messo a disposizione e metterà a disposizione delle attività economiche dei comprensori sciistici, dei maestri di sci, delle scuole di sci. Ecco un dato circa tra regionali e statali, 4.000 euro cada uno per quanto riguarda i maestri di sci, circa una media di 47.000 euro per quanto riguarda le scuole di sci, quindi importi molto importanti. Adesso sto definendo il fascicolo sul mio tavolo, andrò a definire un po' quelle che saranno le politiche di intervento a fronte degli oltre 6 milioni di euro che ci sono arrivati dal governo centrale per quanto riguarda le attività commerciali insistenti nei comprensori sciistici, quindi commercio, artigiani e non solo. E vi posso già fin d'ora dire che gli importi unitari saranno, anche seppur non definiti, saranno degli importi molto importanti. Per quanto riguarda poi le politiche di intervento andremo rispetto a, per esempio, alla Regione Lombardia ma anche alla Regione Liguria che hanno già identificato le fattispecie dei codici Ateco, andremo ad ampliare la platea, insomma quindi platea importante con risorse importanti. Chiudiamo qui questa edizione live della sera, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.